Al Ferrando di Cornigliano va in scena la seconda giornata di campionato che vede di fronte due tra le squadre sicuramente più in forma di questo campionato. Il Campi, padroni di casa, è reduce da 7 risultati utili consecutivi e ospita un Santolcese che invece è reduce da 6 risultati utili consecutivi ma che detiene la leadership del campionato. Con una vittoria però il Campi raggiungerebbe proprio il primato in classifica, raggiungendo il Santolcese. La conclusione masticata di Salvatore Zangla e quella di Trabona addomesticata da Pedemonte sono lo specchio di un Santolcese che parte a sirene spiegate, sensazione legittimata dallo shuttle di Testore quando i minuti sono 23, padroni di casa salvati pochi minuti dopo alla stragrande da Pedemonte sull'assolo di Sciutto. Va agli archivi una prima frazione con il predominio degli ospiti senza che però riescano a sfondare. Le immagini della ripresa filmata e montata da Simone Maggi partono dalla reazione veemente del Campi che in 3 minuti a cavallo tra il 19esimo e il 22esimo costruisce 2 occasioni al limite del colossale. La prima con la testa di Rasero per Giribaldi che incredibilmente manca l'impatto con la sfera. Nella seconda c'è sempre lo zampino del numero 9 di casa che lavora una rimessa laterale liberando il neoentrato Domi, la staffilata da distanza zero centra la traversa. In fase di uscita invece Grigis quando i minuti sono 28 si fa rubare palla da Salvatore Zangla la cui conclusione atterra poco oltre la traversa di Pedemonte. Soffre la capolista che al 34esimo rischia ancora. Testore è costretto ad anticipare proprio sulla linea di porta il tap-in aereo di Bottaro. La squadra di Repetti sembra aver esaurito le energie e il Campi sfiora ancora il vantaggio con il piazzato di Grigis che nel tentativo di servire un compagno spettina la parte superiore della traversa, ma nella prima occasione della ripresa gli ospiti gettano letteralmente all'ortica il match ball con la percussione di Salvatore Zangla che apparecchia per il piatto di Fiorito, un po' più di un rigore in movimento per il Panzer che impatta male la sfera che decolla in orbita. Nel recupero la punizione di Carlino macchiata dalla barriera permette a Trabona di giocarsi un altro match ball, ma il suo colpo di testa viene letto bene a terra da Pedemonte. È questa l'ultima occasione, al Ferrando finisce 0-0. Risultato sicuramente bugiardo quello dell'Italo Ferrando vista l'intensità del match con la prima frazione ad appannaggio della capolista e la ripresa che ha visto il Campi più volte in avanti e più volte soprattutto sfiorare il vantaggio. Nel finale invece il Santolcese ha avuto forse l'occasione più nitida di tutto il match con Fiorito, occasione che avrebbe potuto permettere alla capolista di mantenere e soprattutto consolidare il primato in classifica.